Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi proseguiamo la lettura di Fra Bartolmago, scritto postumo ma sulle indicazioni di Franz Bardon che riguarda appunto la sua vita e le sue esperienze più significative nelle quali comunque sono trasmessi alcuni importanti insegnamenti e che hanno formato comunque il mio bagaglio culturale, il mio percorso di ermetista. Ma prima di cominciare col quarto capitolo, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale e veniteci a trovare nei nostri social, gruppi Facebook e Telegram, dei quali trovate il link in descrizione sotto questo video. Bene, cominciamo il quarto capitolo. Il gran maestro della loggia FOGC sedeva in un elegante caffè sulla Pergstrasse, bevendo una tazza di caffè ed esaminando le pagine dei giornali di Dresden. Nessuna notizia della morte di Frabato. Non può essere vero. Il Tepafono non ha mai fallito, perché altrimenti avremmo fatto un patto col principe dei demoni. Questi erano i pensieri che martellavano nella sua mente. Rabbia e disappunto tendevano i suoi nervi. I fratelli della loggia volevano celebrare il loro successo questa sera, ed ora che disgrazia! Un tale fallimento avrebbe senza dubbio scosso la fiducia di molti affiliati nel potere della loggia e, soprattutto, il Gran Maestro realizzò anche che la sua autorità rischiava di essere seriamente minata. Chiamò per annullare la riunione di quella sera ed andò alla loggia da solo. Appena arrivò, andò nella sala del tempio, usata per speciali operazioni magiche che solo il Gran Maestro stesso poteva effettuare. La stanza aveva una sola finestra, che poteva essere oscurata con una tenda. Vicino alla parete est una colonna tetragonale ornata con segni magici serviva d'altare. L'armamentario magico era già piazzato lì. Sopra vi era l'immagine del Bafometto, il dio supremo dei maghi neri. Le mura erano coperte con un velluto blu scuro, un grande candeliere pendeva dal centro del soffitto blu chiaro. Sull'altare stava una piccola lampada magica del tipo chiamato dagli occultisti lanterna magica, splendente con i 7 colori dell'arcobaleno e simbolizzante un'alleanza con le sfere dei 7 pianeti. Ad ogni angolo della stanza c'erano 2 candele molto grandi, in magnifici calendari d'argento. Sebbene la stanza potesse essere illuminata elettricamente, solo le candele o le lampade a spirito erano usate per le operazioni magiche. Il Gran Maestro prese da un guardaroba un soprabito di seta blu scuro e una fascia dello stesso colore. Chiuse la porta del tempio, si spogliò e indossò il soprabito ed il foulard. La parte della fascia che copriva la sua testa era ornata con un pentagramma inverso ricamato in argento. Ai piedi indossava un paio di pantofole di seta viola. Egli aprì una cassaforte a muro e ne estrasse una enorme coperta bianca che posò sul pavimento. La coperta era ricamata con un cerchio multicolorato a forma di serpente, sulla cui schiena comparivano diversi nomi. C'era un triangolo proprio sopra il cerchio magico ricamato. Puntava verso l'alto e c'erano delle lettere ai suoi angoli. Il centro del circolo conteneva un pentagramma invertito, ricamato in rosso porpora. Ogni angolo del pentagramma era ornato da una lettera. Prese insieme formavano la parola Satan. Il Gran Maestro mise un piatto d'incenso sul triangolo e 5 basse candele attorno al cerchio. Poi esaminò di nuovo con cura ogni pezzo dell'armamentario magico, perché nulla doveva essere dimenticato durante le invocazioni che intendeva eseguire. A dispetto della protezione che aveva acquisito col suo demonico patto, la minima disattenzione poteva avere serie conseguenze. Dopo avervi aggiunto polvere d'incenso, accese il carbone nel turibolo ed un forte odore riempì la stanza. Poi accese la luce delle candele e spense quella elettrica. La tenda teneva fuori la luce del giorno. Il Gran Maestro entrò maestosamente nel cerchio magico. La sua mano sinistra impugnava la spada magica, la mano destra la bacchetta magica. Al collo era appeso un lamen, inciso un lamen a vari colori e in genere è il simbolo che esprime l'autorità intellettuale e psichica del mago, attitudine e maturità. Può essere, diciamo così, una rappresentazione simbolica del rapporto tra il mago e la divinità, dunque è un simbolo.
una specie di sigillo, se vogliamo così. Continuo la lettura. Al collo era appeso un lamen su cui era inciso il sigillo dell'essere che stava per invocare. Rivolto ad est, egli recitò la formula di invocazione con fervore. Sono legato a voi, salamandre e spiriti del fuoco dell'inferno. Il vostro elemento è soggetto a me in tutti e tre i mondi. Io ti chiamo e ti invoco, principe degli spiriti del fuoco infernale. Io ti invoco nel nome di Satana, tuo sacro padrone, che è il tuo Signore e sovrano. Come alleato del tuo padrone ti ordino nel suo nome di sottometterti al mio volere e di sostenere i miei propositi con il tuo elemento. Ti vincolo alla mia spada magica e ti forzo all'obbedienza assoluta. Io esigo da te che i tuoi feroci spiriti del fuoco siano soggetti alla mia volontà e che mi assistano nei miei piani in qualunque momento. Nel nome del tuo più alto Signore sovrano, con cui sono unito dal patto, ti comando di perseguitare e distruggere Frabato, principe degli spiriti del fuoco dell'inferno. Appari ora visibilmente davanti al mio cerchio per confermare l'accettazione dei miei ordini. Dopo che il Gran Maestro ebbe recitato appassionatamente la sua invocazione, le fiamme delle candele crebbero alte ed il pavimento iniziò a vibrare. Un raggio brillantemente luminoso apparve nel triangolo magico ed una voce stridula esordì. «Ho ascoltato la tua richiesta, grande mago. Noi dobbiamo servirvi perché il nostro Signore Supremo ti è obbligato. Perciò i miei sottoposti ed io perseguiteremo Frabato dovunque l'influenza del nostro elemento lo rende possibile. Comunque non posso garantire il pieno successo, perché Frabato deve eseguire una missione speciale sulla Terra. Il suo destino non è quello di un comune mortale». La forma dell'essere era diventata sempre più visibile e lingue di fuoco le danzavano intorno. Un insopportabile calore emanava dall'apparizione, il cui potere era così penetrante che il Gran Maestro stesso sentiva di essere in pericolo. Sollevò la spada e diresse la punta verso l'entità. L'essere di fuoco svanì con il crepitio di un fulmine, facendo vibrare il pavimento sotto i suoi piedi. Dopo essersi riposato e concentrato con calma per qualche istante, il mago nero si rivolse a sud. «Voi, forze degli elementi dell'aria, il mio intero essere è ora in contatto con il vostro elemento. Re degli esseri demoniaci dell'aria, bada alla mia chiamata ed obbedisci al mio volere. Come alleato del tuo più alto Signore ti invoco nel suo nome. Tu ed i tuoi spiriti uragano che passano nell'atmosfera a velocità tremende dovete obbedire ai miei ordini. Io ti invoco, re degli spiriti demonici dell'aria. Appari visibilmente davanti al mio cerchio e conferma l'accettazione della mia richiesta. Non esitare, perché se lo fai ti torturerò e ti tormenterò nel nome del tuo padrone. Re dell'aria, appari davanti a me adesso». Tra urla assordanti, uno spirito dell'aria divenne visibile nel triangolo. «Tu verme! Se tu non fossi alleato col nostro Supremo Signore ti strapperei a pezzi col mio elemento. Tu osi trattarmi in questo modo? È solo grazie al tuo patto che debbo a te la mia obbedienza. Ora esprimi la tua richiesta». «Io domando la distruzione di Frabato», disse il Gran Maestro con autorità. «I tuoi spiriti dell'aria lo perseguiteranno continuamente e contrasteranno ogni sua azione. Rendilo uno smidollato senza potere». «Farò ciò che è in mio potere, ma non ti posso promettere il successo, perché i fratelli della luce sono dietro Frabato», replicò il re dell'aria con disprezzo, dopodiché scomparve anche lui. La menzione della posizione speciale di Frabato, il suo potere e la sorgente della sua protezione causarono di nuovo un impeto di odio e rabbia nell'anima del Gran Maestro. Con tale sentimento si rivolse a ovest. «Forze dell'acqua, io vi evoco! Ascoltate la mia richiesta. Esseri dell'elemento acquoso, potente principe demonico dell'acqua, io ti invoco. Sono legato al tuo elemento e parlo la tua lingua. Ti chiamo nel nome di Satana, tuo Signore. Io, alleato del tuo sovrano, devo essere obbedito subito. Ascendi dal ruggente oceano ed appari visibilmente davanti al mio cerchio per confermare l'accettazione delle mie richieste. Non rifiutarti di venire o ti perseguiterò nel nome del tuo sovrano infernale con l'elemento del fuoco. Principe delle acque, apparimi». Con un immenso ruggito, uno strano essere mezzo umano e mezzo pesce si materializzò nel triangolo magico e si rivolse al mago con una voce rauca. «Mi hai chiamato dal mio elemento, sebbene tu sappia che detesto le grandi città. Se tu non fossi alleato del mio padrone ti avrei tormentato col mio elemento per le tue minacce. Ora dimmi cosa vuoi e fallo velocemente».
Fremendo di rabbia e di odio, il grande maestro gridò: «Non ti ho chiamato dalla profondità del mare senza ragione. In nome del tuo signore padrone ti richiedo la persecuzione e la distruzione di Frabato. Egli è il primo a resistere alla nostra loggia e pertanto voglio che sia sterminato. Cercherò di soddisfare il tuo desiderio, ciò che in mio potere sarà fatto, ma il successo non può essere garantito. Molto dipenderà dal poter sorprendere Frabato in un momento di debolezza». Il mago congedò l'essere con la bacchetta magica ed esso svanì. Era infuriato perché i principi degli elementi non gli avevano promesso il pieno successo. Cominciò a capire le grandi difficoltà che sarebbero sorte. Per completare il suo quadrato magico doveva invocare ancora il principe dell'elemento terra. Si rivolse a Nord. «Potente principe dell'infernale elemento terra, l'alleato del tuo padrone ti sta chiamando nel suo nome. Nel nome di Satana lascia gli inferi ed appari visibilmente davanti al mio cerchio e confermami che hai accettato la mia richiesta. Obbedisci ai miei comandi immediatamente, altrimenti ti tormenterò nel nome del tuo padrone. Principe della terra, appari davanti a me adesso!» Il terreno sotto i piedi del Gran Maestro tremò e con un ruggito fragoroso un piccolo uomo con capelli grigi ed un lungo mento apparve nel triangolo magico. I suoi occhi grandi, scuri e infossati dardeggiavano contro il mago nero. Nella mano destra teneva una lanterna che emetteva una luce stranamente debole eppure intensa. Lo spirito della terra fissò il mago con un'occhiata penetrante e disse: «Ho lasciato il mio reame con riluttanza per obbedire al tuo volere. Secondo le leggi spirituali e in virtù del tuo patto ti debbo obbedienza fino alla tua morte. Qual è il tuo desiderio?» La voce profonda ed il potente sguardo di ghiaccio dell'essere procurarono un brivido di freddo lungo la spina dorsale del mago. All'improvviso gli venne in mente che alla sua morte sarebbe divenuto un servo di questa creatura. Il principe degli gnomi aspettava con calma nel triangolo magico. Poteva leggere i pensieri e i sentimenti del mago abbastanza facilmente e sembrava riempirlo di piacere il fatto che quest'uomo furente in futuro gli sarebbe stato assoggettato. Sebbene alquanto paralizzato, il Gran Maestro si ricompose dicendo: «So cosa c'è in serbo per me, ma per ora non posso restare inattivo e guardare un estraneo celebrare il suo successo e ridicolizzare la nostra loggia. Perciò ti chiedo di perseguitare e distruggere Frabato con tutti i tuoi poteri. Precipitalo nelle profondità del tuo reame e circondalo con un velo d'oscurità così che non possa scappare. Questo è il mio volere. Lo sterminio di Frabato gioverà all'immagine del tuo padrone e della nostra fratellanza». «Farò ciò che è in mio potere», rispose lo spirito della terra dolcemente, «ma non posso garantirti successo con un uomo come Frabato». Lo spirito della terra sparì e l'intero edificio divenne improvvisamente silente come un cimitero. Bene, per oggi abbiamo visto questo racconto molto forte, avete potuto sentire come funziona un cerimoniale di chiamata, un cerimoniale comunque di chiamata di magia nera, e non è dunque questo esattamente il nostro ambito di azione, però è interessante da un punto di vista didattico conoscere anche come si sviluppano certe procedure. È chiaro che non vedremo insieme come si arriva a poter essere uditi e chiamati e chiamare appunto queste entità, come riuscire addirittura a vederle. Sappiate che dietro, o che siano entità basse o che siano entità alte, c'è un grandissimo lavoro da compiere per riuscire a farsi ascoltare, comunque a entrare in contatto con questi esseri. Vi ricordo che comunque la magia non ha colore, il colore glielo fornisce l'operatore, dunque questi esseri, o che siano luminosi o che siano oscuri, servono comunque la causa prima e pertanto sia in un caso che nell'altro meritano il dovuto rispetto, ma ovviamente sta all'operatore indirizzarli verso uno scopo, pertanto è l'operatore ad essere bianco, rosso o nero, in sostanza, è questo che fa la differenza. Detto questo, vi rimando alla prossima
il prossimo appuntamento, la prossima lettura di questo testo che faremo domani, sempre alla stessa ora. Vi invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano ed iscrivervi anche a questo canale, che è il canale di Hildegarda, e di venirci a trovare nei gruppi Facebook o nel gruppo Telegram, oppure in tutti e tre, perché no? Trovate i link qui sotto in descrizione. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e ci ritroviamo appunto domani. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.